Bentornati sul nostro canale. Come ogni venerdì vi facciamo vedere cosa stiamo facendo in questo periodo e oggi parliamo della defogliatura. Facciamo un video dedicato alla defogliatrice che abbiamo e vi facciamo vedere come lavora in vigna. In questo vigneto, che è un vigneto di rondinella, abbiamo fatto tutti quelli che sono i lavori, cioè quindi la palizzatura, rendere bello verticale la parete fogliare, e siamo già passati con la cimatrice in modo tale da asportare la parte apicale delle foglie e scaricare una parte appunto di foglie anche sulla parete laterale. E ora non ci resta che defogliare. Ecco, per defogliatura noi intendiamo andare ad asportare queste foglie che sono al dritto della fascia dell'uva, in modo tale da esporre, vedete, l'uva ai raggi del sole e creare un maggiore arieggiamento appunto in questa porzione, in modo tale che si renda meno umida questa fascia e quindi meno soggetta a attacchi da parte dei funghi. Ecco, per fare la defogliatura si può fare anche manualmente, però chiaramente ha un costo ettaro incredibile, perché come potete vedere, per asportare le foglie ci metterebbe troppo tempo manualmente e appunto a ettaro non avrebbe una resa economica. E per far questo quindi sono state create diverse tipologie di macchinari, e noi ne abbiamo una che lavora in modo pneumatico, quindi soffia fuori dell'aria e va a rompere queste foglie, va a romperle, quindi si va ad arieggiare in questo modo la fascia dell'uva. Ci sono altri macchinari che lavorano con dei rulli che girano e attirano attraverso una ventola, risucchia le foglie e questi rulli vanno a sminuzzarle, a romperle. Ci sono varie tecnologie, vari brevetti, e noi adesso vi facciamo vedere la defogliatrice della Olmi, che è una defogliatrice pneumatica. Noi abbiamo questa defogliatrice ormai da qualche anno e l'abbiamo presa doppia, quindi in questo allestimento lavora sia nella parete di sinistra sia nella parete di destra, quindi quando si cammina all'interno di un filare si finisce il filare con il lavoro completo, con le due facciate belle defogliate. Ecco, noi questa macchina l'abbiamo allestita in questo modo, cioè abbiamo una parte anteriore che è quella che poi effettivamente sviluppa il lavoro, fa il lavoro, che è fatta da questi due piatti dove si trova due dischi che girando vanno a spezzettare un flusso di aria che proviene dalla parte posteriore del macchinario, e in questo modo quando passa vicino alle foglie questo oggetto di aria va appunto a rompere le foglie, quindi va a asportare una parte di parete fogliare. Ecco, qui posteriormente attaccato al trattore abbiamo un compressore che di fatto è responsabile del pompaggio dell'aria da questa parte posteriore alla parte anteriore, dove dopo abbiamo i piatti che lavorano con i due dischi e fanno sì che appunto le foglie vengano rotte proprio per la pressione dell'aria. Ecco, qui abbiamo proprio il compressore che ha anche un manometro che ci dà l'idea di quanto stiamo andando come potenza della spinta dell'aria, e dalla casa costruttrice ci dicevano che questo valore non deve mai superare un bar, e quindi vai dai 0 agli 1, all'interno di questo range si deve lavorare, e chiaramente c'è la sua valvola di sicurezza in modo tale che non si creano eventuali danni se ci sono dei malfunzionamenti. Poi abbiamo un filtro che è un filtro dell'aria che serve in modo tale che l'aria rimanga più pulita possibile, senza particelle, e quindi possa lavorare in modo corretto. E abbiamo i due tubi di mandata dell'aria che serve appunto per portare l'aria dalla parte del compressore alla parte dopo che appunto va a lavorare. Infine abbiamo un tubo di mandata, un tubo di ritorno dell'olio, perché per far girare i due piatti serve l'olio del trattore. Ecco, tutto il movimento del compressore, quindi tutto il lavoro del compressore è dato dalla presa gardanica, quindi è attaccata al trattore, fa andare l'energia appunto che serve, e genera l'energia che serve per far funzionare il compressore. Ecco, in questo punto arriva il tubo dell'aria che proviene appunto dal compressore posto posteriormente, e poi abbiamo il motorino idraulico che fa sì che fa muovere i due piatti, i due dischi laterali sul piatto.
questi due fori sono poi responsabili della fuoriuscita dell'aria, e girando creano questo movimento, ed esce l'aria da questi due fori e va appunto a rompere le foglie all'interno della fascia dell'uva. Questa piastra si può inclinare da una posizione verticale a una posizione totalmente orizzontale. Noi l'abbiamo messa più o meno a una metà via, in modo tale che la fascia di lavoro nostra più o meno coincide con questa altezza, in modo tale da andare a defogliare questa porzione più o meno di parete fogliare. Anche questa macchina chiaramente ha dei movimenti per renderla adattabile al sesto di impianto e alle inclinazioni che si trova in campo, per cui abbiamo un pistone che fa alzare tutto il palco, due pistoni responsabili dei movimenti laterali, in modo tale da avvicinare più o meno le due piastre che lavorano alla parete fogliare, e poi ha un pistone che è responsabile dell'inclinazione, quindi di renderla più o meno obliqua in base all'inclinazione e alle pendenze che si hanno in vigna. Ecco, anche questo macchinario e tutti i movimenti sono dati dalla presenza di queste elettrovalvole che, come vi abbiamo fatto vedere nel video scorso della cimatrice, sono responsabili appunto dei movimenti comandate dalla presenza del joystick in cabina. Ecco, questo è un joystick diverso chiaramente da quello della cimatrice, ha praticamente un doppi movimenti a croce, quindi su, giù, lateralmente, e premendo questo tasto andiamo a moltiplicare per 2 questi movimenti, quindi qualsiasi movimento lo andremo a fare sempre a croce, e abbiamo 4 movimenti che poi vengono moltiplicati in altri 4. Ecco, i movimenti, se non andiamo a premere questo tasto, se andiamo a spingere in avanti il joystick, comanderemo l'abbassamento di tutto il palco, quindi tutto il telaio, e andremo ad abbassare anche chiaramente i piatti. Se invece spingiamo indietro il joystick, quindi verso l'operatore, creeremo il movimento opposto, quindi alzeremo tutto il telaio. Se spingiamo questo joystick verso sinistra, andremo a prevedere la chiusura del piatto di destra, quindi andremo a chiudere di fatto il macchinario, mentre se vogliamo avvicinare il piatto alla parete fogliare dovremo andare ad aprire, quindi a spingere verso destra questo joystick. Gli altri movimenti sono dati dal fatto che andremo appunto a premere questo tasto, quindi raddoppieremo, come abbiamo detto, le possibilità di movimento. In questo modo, quindi spingendolo verso in avanti, inclineremo a destra tutto il telaio, quindi se abbiamo delle pendenze che ci chiamano questo tipo di movimento andremo ad azionare. Il contrario, quindi andremo a inclinare maggiormente a sinistra il telaio premendo il tasto e spingendo verso indietro il joystick. Sempre premendo il tasto, invece, se noi andremo a spingere verso sinistra, andremo ad aprire il telaio di sinistra, quindi ad avvicinare il piatto che lavora alla parete fogliare, mentre se dobbiamo allontanarlo o chiudere il macchinario andremo a svolgere il movimento al contrario. Per lavorare con questo macchinario dovremo avere due accortezze, nel senso che dobbiamo andare a attivare un flusso continuo dell'olio di trasmissione, quindi sempre il distributore in posizione di lavoro, in modo tale che avremo l'olio in pressione per tutti i comandi del joystick e quindi delle elettrovalvole, e anche chiaramente i due motorini idraulici dei piatti che girano sempre in funzione. Seconda accortezza è quella sempre di avere la presa della gardanica attivata, in modo tale da pompare l'aria dalla parte posteriore del macchinario alla parte anteriore, così il flusso dell'aria continua ad uscire e si lavora nel modo preciso. Il flusso dell'aria è dato come abbiamo detto, dalla presa gardanica, quindi è regolato anche dal numero di giri del motore, quindi anche della presa gardanica, e fa sì che appunto questa regolazione dia più o meno potenza all'afflusso dell'aria. Questo è un macchinario sicuramente molto rumoroso, noi abbiamo un trattore cabinato attaccato e quindi questo rumore viene attutito.
Se bisogna lavorare con un trattore non cabinato, ovviamente bisogna lavorare con le cuffie autoprotettrici, perché altrimenti si diventa sordi dopo mezza giornata, perché è veramente rumorosa. Adesso vi facciamo vedere nel pratico come lavora in un vigneto di rondinella. Poi qua vicino abbiamo già un merlot e quindi vi facciamo vedere anche lì magari alcune differenze e vi facciamo vedere appunto come va a defogliare questo macchinario. Come potete vedere, qua siamo già passati, quindi vi faccio vedere un po' il risultato. Potete vedere alcune foglie, come in questo caso, che si sono parzialmente crepate. In questo caso, per esempio, invece è stata completamente asportata la foglia e la rottura non è un taglio netto, ma è proprio un'esplosione, dato dal fatto che la pressione dell'aria fa sì che va a smaciullare la foglia stessa. E in questo modo, asportando queste porzioni di vegetazione, si vanno a esporre i grappoli. Ecco, in questo caso vedete il grappolo, anche se era molto esterno, non è stato danneggiato dal macchinario, gli acini sono ancora completamente integri. Questo macchinario, inoltre, andando con la pressione dell'aria a ripulire le foglie, va anche a pulire un po' il grappolo da quelli che sono aborti floreali, inflorescenze mal riuscite, allegagioni non proprio corrette, e quindi ha una sorta, se vogliamo, anche di aiuto contro la botrite, quindi ha una piccola funzione antibotritica, anche se non c'è proprio un brevetto legato, però evidentemente un contributo la può dare. Ecco, qua è una parte di filare che dobbiamo ancora passare. Vedete come questo grappolo è pieno di infiorescenze, di residui fiorali, aborti fiorali. Vedete anche qua quanto è sporco questo grappolo? Si può notare, no? E con la pressione dell'aria si va appunto a ripulire anche di queste sporcizie, così si rende il grappolo più pulito e quindi meno soggetto alla botrite. Vedete come il grappolo adesso si è ripulito. Considerate che adesso qua abbiamo fatto una facciata sola, quindi mancherebbe l'altra facciata di ritorno, e quindi l'aria passerà da là verso la nostra parte e quindi darà un'ulteriore pulizia. Però già con un primo passaggio si riesce a capire come tutte quelle sporcizie vanno a cadere, proprio per il fatto che la pressione dell'aria le spara lontane.
stiamo procedendo più o meno intorno ai 3 km orari. È un lavoro abbastanza lento questo, ed è questo il motivo per cui l'abbiamo preso doppio, perché così si riesce a fare più lavoro in poco tempo. E questo lavoro va fatto più o meno quando l'uva è a grano di pepe, per cui ha appena finito l'allegagione, e poi noi facciamo un altro passaggio con la defogliatrice prima della vendemmia, in modo tale da rendere un po' più esposta l'uva, dargli gli ultimi raggi di sole e poi velocizzare anche quella che è la vendemmia manuale. Ecco, dopo per terra, come vedete, rimane queste diciamo foglie rotte, che sono appunto state rotte dalla defogliatrice, cascano per terra, e ovviamente più si lavora intensamente più avremo materiale asportato, più invece si fa una defogliatura blanda, invece chiaramente meno esporta materiale. Ecco, adesso vi abbiamo fatto vedere un po' come lavora nella rondinella. Qui vicino abbiamo un po' di filari di merlot, così vi facciamo vedere magari se ci sono delle differenze, come defoglia, e anche vediamo anche lo stato, diciamo, di maturazione dei grappolini in questo vigneto. Ecco, questa è la situazione nel merlot. Anche qua abbiamo già cimato e chiaramente adesso andremo a sportare le foglie con il macchinario. Come potete vedere, anche in questo caso abbiamo dei grappoli che devono essere ripuliti, appunto perché hanno tutti queste inflorescenze, questi bordi floreali, e quindi vanno appunto ripuliti. E il periodo giusto da intervenire con questo macchinario è da quando l'uva ormai è a grano di pepe, quindi finita la legagione, in poi. Ovviamente ogni vitigno ha le sue peculiarità, le sue debolezze, per cui bisogna sempre conoscere il vigneto in cui è il vitigno in cui si va a lavorare con questo macchinario, per non creare dei danni. E poi, come dicevo, appunto noi facciamo anche un passaggio prima della raccolta, in modo tale che andiamo a esporre appunto l'uva agli ultimi raggi solari prima della vendemmia, e poi le operazioni di vendemmia, soprattutto la vendemmia manuale, procedono più velocemente, perché chiaramente abbiamo tutta l'uva bella esposta e quindi si vendemmia facilmente. Come vedete, noi andiamo ad asportare le foglie al dritto della fascia dell'uva, in modo tale da esporre appunto l'uva a quelli che sono i raggi solari, creare meno umidità, mentre tutta l'altra restante parte superiore non viene toccata dal macchinario, in modo tale da far crescere meglio le foglie, quelle più tenere, quelle più giovani, che dopo sono responsabili dello sviluppo, della qualità, del grado zuccherino in futuro, mentre in questa parte ci sono le foglie, quelle più vecchie, quindi anche meno
attive da un punto di vista della fotosintesi, quindi non creiamo grossi danni alla vite. Noi siamo arrivati alla fine del video, grazie di essere stati con noi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Noi adesso andiamo avanti a defogliare, che abbiamo delle belle giornate intense, e ci diamo appuntamento il prossimo venerdì con un nuovo video.